Il Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì sera dalle 21 su Serenissima TV. Amici a casa, buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete, appuntamento fisso del mercoledì, il mercoledì dalle 21 siamo qui in prima serata in diretta dagli studi di Canale Italia qui a Rubano. Come vedete, come sapete, non è soltanto diretta televisiva, ma anche e specialmente diretta Facebook e YouTube, perché ovviamente il mondo dei social è sempre aggiornato, ci siamo anche noi, quindi facciamo vedere il nostro tutorial, quindi basta entrare nella pagina Insieme Idee Persone TV di Facebook e poi ovviamente scrollando, ecco qua, grazie regia, scrollando col dito andando avanti ci sarà immediatamente, lo trovate il bottone con il quale basta schiacciare e compare immediatamente la diretta. Tutto quello che succede qua dentro è esattamente in tempo reale su Facebook e quindi dall'anno scorso siamo stati anche fra i primi a avere anche la diretta YouTube, quindi se non avete la possibilità non avete i social, perché malacuratamente oppure fortunatamente non avete i social, c'è anche YouTube, quindi che è una specie di social, però magari sicuramente meno coinvolgente, là potete vedere anche le nostre dirette. Gli argomenti di questa sera saranno molto interessanti perché parliamo sempre di problematiche legate a questo nuovo evento del Super Green Pass. Nella puntata precedente l'abbiamo appena sfiorato, già si parlava, il decreto, la riunione del Consiglio dei Ministri che poi è venuto il giovedì, questa necessità da parte dello Stato da un lato di non rendere obbligatorio il vaccino, dall'altro di farlo capire alla fine in maniera indiretta, i cittadini in mezzo molto malcontento e una situazione anche di tensione, secondo me normale quando ci sono due situazioni all'opposto, polari, come si dice, molte persone che si confrontano apertamente, chi è a favore del vaccino, chi si è vaccinato ma comunque l'ha dovuto subire, quindi non lo è, chi non è a favore del Green Pass. Bene, questi ed altri argomenti li discutiamo con i nostri ospiti. Ecco, prima di tutto, siamo in attesa dell'onorevole Sergio Berlato che ci dicono sta arrivando. Abbiamo poi Marco Busato, vicepresidente del Partito dei Veneti. Buonasera. Benvenuto. Buonasera, ecco, magari ci piacerebbe anche poter parlare un po' di autonomia veneta, ma ahimè sono tanti gli argomenti che possono andare oltre. Poi abbiamo Luigi Corroni invece che è presidente di CMP Difesa del Cittadino, poi ci spiegherà anche cos'è, ovviamente anche Luigi Corrò è una posizione ben netta riguardo al discorso del vaccino. Poi ecco abbiamo collegato via Skype, vediamo se c'è, abbiamo collegato via Skype il professor Daniele Trabucco, eccolo qua. Professore, come sta? Bene, la ringrazio, buona serata a tutti e un saluto a tutti i telespettatori, grazie. Ecco, diciamo che il professor Trabucco era, diciamo, come dire, la punta di diamante, mi passi il termine, della puntata di oggi, poi insomma alla fine ci vuole raccontare cosa è successo? Sì, allora oggi a lezione all'università ho avuto segnalazione di un possibile contatto positivo e quindi per precauzione ho dovuto effettuare il tampone, non ho ancora ovviamente l'esito e quindi dovevo rimanere ovviamente a casa in attesa della negatività. Ecco, quindi non ho potuto essere con voi, comunque sto benissimo. Quindi grazie. No, ecco, per questo l'ho chiesto come stava, perché qua in Italia funziona così, professore, se uno ha avuto un leggero contatto da lontano, anche si chiude tutto, volevo andare, era buttato, però volevo andare alla barbiere ieri e niente, bel cartello chiuso per Covid. Ecco, purtroppo funziona così in Italia, cioè la faccia non si chiude, poi alla fine si è costretti. Questo è il grande dramma del leviatano sanitario al quale stiamo assistendo da più di un anno e mezzo e che sta conformando anche la stessa forma di Stato, ma avremo sicuramente occasione di parlarne durante la trasmissione. Ecco, esatto. Bene, allora non ci resta che lanciare la sigla. Ecco, prima ricordiamo, ecco regia, dimenticavo la cosa più importante,
le telefonate 049 63 11 11. Da questo momento in poi, dopo la sigla, potete chiamare. Ecco, mi dispiace moltissimo, la settimana scorsa abbiamo avuto un intasamento delle linee, quindi non siamo riusciti ad accontentare tutti. Mi dispiace, ecco, magari quello che vi chiedo, se telefonate fate domande sintetiche, cercate di essere sintetici, così abbiamo la possibilità di dare spazio a tutti quanti. Mi ha fatto anche molto piacere e mi fa sempre molto piacere ricevere le telefonate, perché la voce dell'ascoltatore è importante e dà sicuramente una dimensione diversa anche al tenore delle risposte che danno gli ospiti qui in studio. Bene, a fra pochissimo, sigla, un po' di spot e poi rimanete collegati con noi. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zerobranco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zerobranco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello.
Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Eccoci di nuovo in diretta, tutti gli ospiti presenti, torniamo 21:12, ricordatevi Facebook e YouTube, quindi potete guardare anche la diretta su Facebook e YouTube, le telefonate potete aprire in qualunque momento, da questo momento in poi potete chiamare 049 63 11 11. Ecco, dedichiamo in esclusiva, in questo caso ringrazio della sua disponibilità l'onorevole Sergio Bernato che ci ha raggiunto, parlamentare europeo, MEP, gruppo dei conservatori e riformisti europei. Onorevole, tutti i telespettatori. Ecco, innanzitutto benvenuto, bentornato e grazie per questo spazio, veramente un'opportunità anche per i telespettatori a casa di conoscere, visto che lei è parlamentare europeo, come la sensazione, che come si respira la pandemia a livello europeo, perché purtroppo, io lo dico con una certa, permettetemi, una certa cognizione, purtroppo le notizie arrivano un po' filtrate dal mainstream italiano, dai famosi giornali che tanto amano questo governo, e quindi si corre il rischio di avere, come dire, notizie. Già lo fanno con le notizie italiane, immaginarsi con quello che poi, come può essere strumentalizzato a livello europeo. Quindi, onorevole, com'è la situazione in Europa? Ma in Europa la situazione viene affrontata con obiettività e senza isterie di sorta, perché siamo consapevoli della necessità di affrontare questa emergenza sanitaria in maniera efficace, ma senza abbandonarci a delle posizioni che riteniamo incomprensibili. Il governo italiano sta agendo in maniera non solo incomprensibile, ma anche in spregio a un preciso regolamento comunitario che è il 953 del 2021, quindi recentissimo, un regolamento che è stato approvato dalle istituzioni comunitarie ed è vigente in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Questo regolamento dice chiaramente che nessuna discriminazione può essere consentita all'interno degli Stati membri tra coloro che hanno scelto di vaccinarsi e coloro che hanno scelto liberamente di non vaccinarsi. Questo è quanto dice chiaramente questo regolamento comunitario. Purtroppo questo tipo di
chiara posizione che è stata espressa dalle istituzioni comunitarie non viene rispettata dal governo italiano, che continua con la sua azione e con il Green Pass all'italiana a calpestare il regolamento comunitario. Ho presentato una interrogazione urgente alla Commissione europea per fare in modo che venga garantito il rispetto di questo regolamento in tutta Europa e quindi anche in Italia. Questa è la posizione che ho assunto. L'Unione Europea, la Commissione ha ribadito la validità di quel regolamento e quindi riteniamo quanto mai incomprensibile che l'Italia sia l'unico paese al mondo che imponga l'obbligo di esibire un passaporto verde, il Green Pass all'italiana, per andare a lavorare. Questa è un'eccezione negativa che ci distingue in tutto il mondo. Nessun altro paese europeo o mondiale ha questo tipo di imposizione discriminatoria e assolutamente vessatoria nei confronti dei cittadini. Anche perché poi comunque il governo italiano si difende e dice il vaccino non è obbligatorio, anche se poi la van der Leyen sta già parlando di vaccinazione obbligatoria, però di fatto è, come dire, quasi obbligatorio se mi obblighi a fare il tampone e mi obbliga a fare il vaccino per andare a lavorare, quindi è un po' l'uovo di Colombo. Guarda, io non mi sono mai appassionato nello schierarmi a favore delle opposte tifoserie, sì vax, no vax. Personalmente io sono vaccinato contro tutto, ma ho scelto liberamente e consapevolmente di non farmi inoculare, almeno per il momento, queste sostanze geniche sperimentali. Uso questo termine perché sia le industrie farmaceutiche produttrici di questi farmaci, sia la Commissione europea, che l'EMA, che è l'Agenzia Europea per i Medicinali, ribadiscono che siamo in una fase sperimentale il primo step finirà nel dicembre del 2023, quindi siamo in questa fase sperimentale. Questo è uno dei motivi per i quali il vaccino non può essere reso obbligatorio, al di là delle enunciazioni del governo italiano oppure della Commissione europea. Sono atteggiamenti che vengono utilizzati, messaggi per indurre i cittadini a correre a vaccinarsi, anche coloro che finora hanno scelto di non farlo. Ma ripeto, io non sono schierato né per una tifoseria né per l'altra, io sono per garantire il diritto a tutti i cittadini europei e quindi anche italiani di avere una corretta e esaustiva informazione per permettere loro di fare delle scelte consapevoli e libere. Quindi se farsi inoculare queste sostanze, magari per sentirsi o per avere l'illusione di sentirsi più protetti, oppure scegliere altri tipi di strumenti per poter affrontare questa emergenza. Voglio ricordare che abbiamo avuto, soprattutto in Italia, ma non solo, delle esperienze molto positive nell'applicazione di cure domiciliari precoci che hanno portato, utilizzando dei farmaci comunemente in commercio, hanno portato alla riduzione del più dell'80% dei ricoveri in ospedale e a quasi il 100% della riduzione delle mortalità. Questi sono elementi oggettivi, sono evidenze scientifiche e quindi noi riteniamo che chi vuole farsi inoculare queste sostanze geniche sperimentali nella speranza o nell'illusione di sentirsi più protetto lo faccia. Io rispetto questa scelta, ma ritengo sia indispensabile rispettare anche la scelta di coloro che invece ritengono di affidarsi ad altri strumenti. Ecco, la narrazione che ci è arrivata soprattutto dal governo italiano, secondo la quale l'unico strumento per poter arginare l'emergenza sanitaria è il vaccino, è una narrazione falsa. Del resto, quello che ci è stato raccontato, narrato dal governo, da questo governo di apparente salvezza nazionale, chi non si vaccina muore, chi non si vaccina fa morire i propri cari, o peggio ancora, chi si vaccina è immunizzato, in un ambiente di persone tutte vaccinate, l'ambiente è sicuro. L'evidenza scientifica, non solo italiana, ma di Israele, della Gran Bretagna, dell'Islanda, di Gibilterra, ci dimostrano che coloro che sono vaccinati, uso questo termine, anche se è un termine improprio, non sono affatto immunizzati perché contraggono il virus e lo diffondono tanto quanto coloro che non sono vaccinati. Quindi allora bisogna cercare strumenti aggiuntivi e quindi io non critico, ripeto, chi ha deciso di inocularsi queste sostanze, ma ritengo opportuno, alla luce delle evidenze scientifiche, seguire anche altre strade e investire convintamente
nella ricerca di altri strumenti aggiuntivi, come ad esempio le cure domiciliari precoci e come ad esempio l'utilizzo di quella grande scoperta che fu proprio di un italiano, del dottor De Donno, che adesso purtroppo suicida, poi vedremo anche su questo si farà luce, ma con il plasma iperimmune è riuscito a dimostrare che non solo le persone ai primi giorni di manifestazione dei sintomi del Covid, ma addirittura le persone allo stadio terminale potevano essere salvate utilizzando il plasma iperimmune. Questo ci è stato copiato da tanti paesi del mondo, ma è stato ignorato, se non addirittura deriso e minimizzato da parte del governo italiano. Una scelta assolutamente incomprensibile. Anche se si dice che Berlusconi abbia fatto quella terapia, si dice, quindi non so. Quindi... Ma molte persone in Italia sono state salvate dall'utilizzo del plasma iperimmune oppure di altre terapie simili. Ecco, la dimostrazione che dobbiamo puntare su diversi strumenti. Chi vuole continuare con la sperimentazione di queste sostanze geniche sperimentali lo faccia. Ritengo però personalmente, adesso c'è una grande discussione sulla opportunità o necessità di inoculare queste sostanze anche ai bambini, ritengo questa scelta una scelta criminale, perché la possibilità per un bambino di ammalarsi gravemente e di morire per il Covid è non solo alquanto remota, ma quasi inesistente. Quindi la narrazione secondo la quale dobbiamo ipotecare la salute per tutta la vita dei nostri figli per tutelare gli anziani, credo che sia una scelta demenziale. Dovremmo proteggere gli anziani, che sono le categorie più a rischio, ma pregiudicare, ipotecare la salute dei nostri figli, inoculando loro queste sostanze, con tutte le reazioni avverse che vengono denunciate ovunque, credo che sia una scelta criminale. Uso dei termini spigolosi, ma per far capire bene qual è il mio modo di sentire e di affrontare queste tematiche. Quindi mentre le popolazioni a rischio, quindi sopra i 70-80 anni, ovviamente sono più i benefici che i rischi nell'assunzione di queste sostanze geniche sperimentali, per quanto riguarda i bambini invece l'inoculazione di queste sostanze comporta molti più rischi che benefici, e quindi io credo che sia una scelta assolutamente non condivisibile. Ci rendiamo conto che a livello europeo si guarda agli italiani in modo incredulo, cioè su come possiamo accettare la privazione delle loro libertà individuali sulla base dell'imposizione di questo Green Pass all'italiana, che ribadisco è arrivato in Italia, unico caso al mondo, a prevedere l'obbligo di esibire questo certificato verde per andare a lavorare. Nessun paese del mondo ha adottato questo tipo di restrizione, quindi ci guardano increduli e ci chiedono, a me chiedono in Europa, ma per quanto tempo sarete ancora disposti a sopportare, a subire queste privazioni delle vostre libertà individuali? Noi stiamo combattendo per difendere il diritto di ognuno di fare delle scelte liberi e consapevoli. Anche perché poi, onorevole, c'è anche da dire una cosa, che non è un caso che AstraZeneca e Johnson poi sono stati eliminati. Evidentemente qualcosa di grave sarà successo, è una sperimentazione che evidentemente non è andata a buon fine. Noi siamo alla ricerca della verità, perché riteniamo che sia un diritto di tutti i cittadini sapere la verità. Abbiamo chiesto più volte che ci venga raccontata la verità per quanto riguarda l'origine di questo Covid-19, ma abbiamo delle ammissioni da parte delle autorità statunitensi e cinesi sull'origine del virus, che mentre qualcuno favoleggiava una origine naturale, addirittura il salto di specie tra il pangolino, questa povera bestiolina, e il pipistrello o quant'altro, invece autorevoli mezzi di informazione a livello internazionale ci hanno riferito che parrebbe adesso in trattativa tra Stati Uniti e Cina una comunicazione che andrà a spiegare che è stato un errore, che questo virus è sfuggito dopo una manipolazione ingegnerizzata nel laboratorio di Wuhan, è sfuggito al controllo, poi qualcuno ci dirà se accidentalmente o volontariamente, è sfuggito al controllo di quegli scienziati, poi creando quei problemi a tutti noi noti. Qualcuno ci spiegherà qual è il motivo per il quale all'inizio di questa pandemia
si prescriveva in Italia ai medici di non andare a visitare i loro pazienti e di prescrivere per telefono la vigile attesa e tachipirina, che è qualcosa di assolutamente demenziale, perché una persona che sta sviluppando l'infezione e prescrivere solo vigile attesa e tachipirina, questo ha comportato l'aggravamento di tante persone che poi sono arrivate in ospedale con i polmoni già bruciati e addirittura con l'intubazione era come dare il colpo di grazia. Anche qua qualcuno ci spiegherà. Così come chiediamo che venga fatta chiarezza sul fatto perché si è continuato nella narrazione, si è continuato a confondere, a spacciare per malati coloro che risultavano positivi ai tamponi. Al di là potremmo discutere sulla attendibilità dei tamponi, ma di questo ho parlato in più occasioni. Però, siccome la narrazione si è costruita attorno ai tamponi e la loro efficacia, bene, allora spacciare tutti i positivi o risultati positivi dai tamponi per malati è una cosa assolutamente inaccettabile, così come inaccettabile è stato quello di veder classificati come morti per Covid tantissime persone morte per tutt'altre patologie, ma classificati come morti per Covid. Anche lo stesso Istituto Superiore di Sanità recentemente ha diramato un comunicato ufficiale dicendo di quelle 130.000 vittime di Covid, in realtà dice l'Istituto Superiore di Sanità che quei morti erano circa 3.783 stimati. Quindi se questi dati venissero confermati, ma non abbiamo motivo di ritenere che l'Istituto Superiore di Sanità ci fornisca dei dati contraffatti, se badando a quello e dando retta a quello che ci viene detto, la mortalità in questo caso sarebbe paragonabile a quella di una normale influenza. Voglio ricordare che in Italia ogni anno, prima dell'arrivo del Covid-19, ogni anno in Italia morivano delle varie forme influenzali dalle 35.000 alle 55.000 persone. Da quando è arrivato il Covid, nessuno più è morto di influenza, tutti morti per Covid. Io ho conoscenze personali di persone che purtroppo sono decedute, ho parlato con i loro familiari per cause diverse come infarti, malattie cardiovascolari oppure tumorali o quant'altro, ma classificati come morti per Covid. Anche questo forse serviva la narrazione per spaventare, terrorizzare le persone, unico modo per fare loro accettare delle restrizioni altrimenti inaccettabili. Ecco, poi lei, onorevole, parlava giustamente un dilemma che secondo me avrà assillato ognuno di noi sicuramente almeno una volta, è per caso o per volontà questo virus è scappato potrebbe essere scappato da questo laboratorio, però un dato di fatto è la speculazione sulle materie prime, quindi comunque un disegno farebbe pensare, quindi noi analizziamo solo i fatti, un disegno preciso, mandare all'aria il sistema economico facendo balzare anche del 30-40% il prezzo di materie prime come petrolio, metalli, legname, bloccando la produzione di semiconduttori, che non ci sia una strategia. Guardi, io non sono, oltre a non essere un Novax, ma rispettando le scelte sia dell'una che dell'altra parte, io non sono assolutamente un complottista e quindi non rincorro i favoleggiamenti. Quello che è sicuro, sento molti dire che siamo in guerra, ma non una guerra sanitaria, è più una guerra economica. Prova ne sia che alcuni paesi, la Cina in primis, da questa pandemia mondiale ha tratto dei vantaggi economici grandiosi. Forse qualche domanda ce la porremo, no? Per dire, adesso è in atto un accaparramento delle materie prime. Io parlo con tantissimi imprenditori nel settore delle costruzioni, ma non solo, si trovano nelle condizioni di dover fare un prezzo ai loro clienti, un prezzo fisso ai loro clienti, ma non riescono ad avere le materie prime per onorare gli impegni assunti nei confronti dei loro clienti. Non solo quindi ritardano nel fornire i prodotti richiesti dai loro clienti, ma devono fare degli ordini ai fornitori e questi ordini con consegna 3, 6, 9 mesi, un anno. E la cosa assurda, parrebbe assurda ma è una realtà, è che il prezzo viene loro fatto al momento della consegna.
non al momento della stipula del contratto oppure dell'ordine. E quindi gli imprenditori si trovano a dover fare un prezzo ai loro clienti, calcolando un aumento di prezzo, ma abbiamo degli aumenti delle materie prime che vanno dal 40 al 250% nei vari settori. Quindi capiamo bene cosa fa un nostro imprenditore che deve mantenere la clientela, quindi confrontandosi con la concorrenza, deve fare un prezzo chiuso con un contratto con i suoi clienti, ma si troverà ad avere un prezzo della fornitura dei prodotti, delle materie prime, che è decuplicato se non di più, una cosa incredibile. Questo metterà nelle condizioni molte imprese di arrivare a un'asfissia che creerà dei problemi molto seri. Di andare fuori mercato e comunque di poter anche aumentare l'inflazione, perché molte aziende poi riverseranno l'aumento del prezzo. Onorevole, l'ultima domanda, lo spazio a nostra disposizione ovviamente per questa esclusiva, di cui la ringrazio, si sta esaurendo. Non le potrei più augurare buon Natale, ma dovrei dirle buone feste. Ma cosa è successo al Parlamento Questa è una europeo? battaglia che abbiamo vinto. Guardi, io su molte cose sono determinato, e soprattutto per quanto riguarda la difesa della nostra identità e delle nostre radici. Per dire, su questo c'è stato un tentativo da parte delle istituzioni comunitarie di cancellare anche il saluto del Buon Natale, per dire, no? Oppure utilizzare frasi o parole che richiamano al Natale per paura di fare un torto a delle persone che hanno magari un credo religioso diverso. Io sono sempre stato e continuo a essere rispettoso di qualsiasi credo religioso, ma ritengo che le radici cristiane dell'Europa non vadano sottaciute. Abbiamo combattuto questa battaglia per far inserire all'interno della Carta Costituzionale Europea le radici cristiane, perché è qualcosa di molto importante per noi, sia pur per rispetto nei confronti di qualsiasi altra religione. Noi siamo sempre stati tolleranti, siamo sempre stati rispettosi di qualsiasi tipo di credo, ma non capiamo perché in Europa ci venga impedito di rivendicare con rispetto, ma con grande determinazione, le nostre radici cristiane. Quindi questo tentativo, così come succede anche in Italia, no? Quando ci sono delle insegnanti che non vogliono fare il presepe per non offendere magari chi è di fede religiosa diversa, oppure altri simboli che richiamano il Natale. Riteniamo che la cosa sia incomprensibile, e soprattutto dal fatto che quasi mai sono coloro che hanno una fede diversa dalla nostra a richiedere questi tipi di cancellazione delle nostre tradizioni, ma spesso sono europei, italiani, che presi da questo loro desiderio di rispettare altri credi religiosi calpestano il nostro. Quindi su questo potremmo fare tanti ragionamenti sulla reciprocità, perché chi vuole venire qui dicendo dobbiamo abbattere i nostri simboli religiosi, il crocifisso nei luoghi pubblici oppure il presepe e quant'altro, per paura di fare torto a qualcun altro, io prima di tutto chiederei reciprocità, e quindi in quei paesi dai quali arrivano queste persone di credo diverso dovremmo chiedere reciprocità, e quindi rispetto anche in quei paesi per i cristiani, che invece vengono massacrati in tanti paesi, non perché siano delinquenti, che siano facinorosi e quant'altro, ma solo perché sono dei cristiani. E allora su questo magari cominciamo a difendere le nostre radici e nel contempo rispettiamo anche chi ha un credo religioso diverso dal nostro. Quindi diciamo in un certo senso ci hanno provato, perché poi hanno fatto una clamorosa marcia indietro. Bene, allora onorevole, io la ringrazio, la invito ovviamente a continuare a rimanere con noi nel nostro talk. Lo spazio è terminato, quindi un piccolo stacchetto pubblicitario e poi torniamo con il nostro Insieme delle Persone. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine.
Bene, eccoci nuovi in diretta, 21:35, abbiamo veramente, ecco qua, 049 63 11 11, se volete potete chiamare, mi raccomando, fatelo, domande sintetiche o proposte sintetiche. Ci siamo veramente l'opportunità di sentire argomentazioni, passatemi in termine, di respiro europeo con l'onorevole Sergio Perato, che siamo riusciti a convincerlo a rimanere ancora qui con noi. Ecco, professor Trabucco, lei mi sente, vero, ancora collegato, professore? Sì, sono ecco, con voi, buonasera a tutti, ecco. Un saluto a tutti. Ecco, professore, la domanda scontata, prevedibile, ho letto anche dei suoi articoli, ma allora questo Green Pass, questo Super Green Pass è costituzionale oppure non è costituzionale? La domanda banale però andava fatta. Ma non è una domanda banale, è una domanda assolutamente pertinente e che divide anche la comunità scientifica, la comunità accademica. Allora, partirei da una premessa. L'unico organo che nell'ordinamento italiano può dichiarare l'incostituzionalità di una legge o di un atto normativo avente forza di legge è la Corte Costituzionale. Quindi le mie considerazioni... Quindi non noi al bar, quindi, professore, non noi al bar, perché certe volte mi sa che qua purtroppo molti si ergono a esperti di Costituzione, qua invece... No. Spieghiamolo questa cosa. Certo, ovviamente si può discutere, si può esprimere il proprio punto di vista, però l'unico organo nell'ordinamento italiano che può annullare una legge o parte di una legge o un atto normativo avente forza di legge è solo ed esclusivamente la Corte Costituzionale. Corte Costituzionale che però non si può attivare di sua iniziativa, né può essere investita direttamente dai cittadini. Noi non possiamo ricorrere direttamente al giudice delle leggi, altri ordinamenti contemplano questa possibilità, però l'italiano no, cioè, è stata una scelta ben precisa sul piano della giustizia costituzionale. Deve esserci un giudice civile, un giudice penale, un giudice amministrativo, un giudice tributario, un giudice davanti al quale ovviamente è instaurato un giudizio che sospetta che la disposizione normativa sul Green Pass abbia dei profili di incostituzionalità e quindi sospende il suo giudizio e rinvia la questione alla Corte. Poi la Corte ovviamente entrerà nel merito. Io posso portare il mio punto di vista da accademico, da studioso che da più di un anno non sta facendo altro che studiare ovviamente questi temi. Premetto che non ho alcuna pretesa di assolutezza e di esclusività e ci mancherebbe. Credo che l'Accademia debba favorire un confronto assolutamente plurale, democratico e aperto. Io con altri colleghi ho delle perplessità sulla cosiddetta certificazione verde Covid-19 per almeno due ordini di ragioni principali. Primo punto, lo diceva anche lei prima intervistando l'onorevole Sergio Berlato, persona che peraltro stimo moltissimo, quando si diceva ma nell'ordinamento italiano non esiste un obbligo vaccinale generalizzato, ed è vero, esiste un obbligo per il personale sanitario e in base all'ultimo decreto legge del governo, il 172 del 2021, sappiamo che a partire dalla data del 15 dicembre 2021 sarà esteso al personale amministrativo della sanità, alle forze dell'ordine, alla polizia locale, sarà esteso agli insegnanti, ai docenti, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Quindi ci sono alcune categorie che sono interessate dall'obbligo vaccinale, ma non esiste un obbligo generalizzato. Bene, che cosa fa la certificazione verde? La certificazione verde surrettiziamente, cioè indirettamente, introduce un obbligo, sia un obbligo vaccinale, sia un obbligo di trattamento sanitario diagnostico, quale può essere il tampone, sia esso molecolare o sia esso rapido. E io vorrei ricordare che però la nostra Costituzione, nell'articolo 32, comma secondo, che è l'articolo che tutela il diritto alla salute, prevede la possibilità che con legge si possa introdurre come obbligatorio un certo trattamento sanitario, ma deve essere la legge a prevederlo e deve prevederlo espressamente. Quindi la legge dovrebbe prevedere espressamente o l'obbligo di vaccino oppure il doppio obbligo in qualche modo, qualora non sia possibile ottemperare all'obbligo vaccinale, l'alternativa è l'obbligo del tampone. Mentre non viene fatto né l'uno né l'altro, cioè i due obblighi sono imposti in maniera indiretta
Perché attraverso l'obbligo del possesso della certificazione verde, cartacea o digitale, Covid-19, io di fatto introduco un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio, sia questo preventivo sia questo diagnostico. Cioè sto eludendo palesemente la riserva di legge, sia pure relativa, del secondo comma dell'articolo 32. Allora io mi chiedo dove sono gli organi preposti al controllo. Perché questa cosa in occasione della emanazione dei vari decreti legge sul Green Pass? Perché non ce n'è uno. Il Green Pass è stato introdotto con il decreto 52 del 2021, cioè col decreto riaperture, già da aprile, per il passaggio da una regione bianca o gialla ad una di colore arancione o rosso, salvo che per motivi di lavoro, motivi di salute, motivi di necessità. Quello che è accaduto a luglio con il decreto 105, quello che è accaduto con gli insegnanti, decreto 111, quello che è accaduto con il 127 che ha esteso il Green Pass per il mondo del lavoro pubblico e privato, adesso la differenziazione a partire dal 6 dicembre tra un Green Pass rafforzato e il Green Pass semplice è semplicemente l'estensione di un istituto giuridico che l'ordinamento già conosce da aprile. Probabilmente non ce ne siamo accorti, ma già ad aprile, subito dopo le festività pasquali, l'ordinamento, sia pure in relazione a una fattispecie ben precisa, aveva introdotto la certificazione verde. Allora, nessuno se ne sta rendendo conto, se ne parla poco, perché effettivamente la narrazione non spinge a ragionare in questo senso, ma dal mio punto di vista c'è una palese violazione della riserva di legge relativa. Cioè si sta introducendo surrettiziamente, indirettamente, di fatto, come volete voi, un vero e proprio o obbligo vaccinale o obbligo diagnostico. E questo è assolutamente discutibile. Che il legislatore d'urgenza, in questo caso il governo della Repubblica, si assuma la responsabilità di introdurre l'obbligo. Premesso che ho dei dubbi che possa introdurre l'obbligo, lo dicevo prima. Però professore, già oggi si parla, la Van der Leyen, perché lo sa come funziona qui in Europa, no? Prima si parla, si fanno parlare i giornali, si vedono le reazioni, poi se va loro applicano. Però già la Van der Leyen oggi ha detto mi sembra che l'obbligatorietà possa essere presa in considerazione. Quindi... Però io, questo sì, allora, premesso che il presidentessa, bisogna dire, presidenta, non so come funziona, comunque la presidentessa della Commissione europea, ovviamente libera di esprimersi come meglio ritiene, però poi la scelta dell'obbligo vaccinale è di competenza dei singoli Stati membri dell'Unione Europea, che attualmente sono 27. L'Unione Europea non può imporre perché non ha competenza sulle singole politiche sanitarie degli Stati membri, può coordinare le politiche sanitarie, come è avvenuto con il regolamento numero 953 del 2021, quello che ha armonizzato, diciamo così, la certificazione verde di cui parlava prima l'onorevole Berlato. Però l'Unione Europea non può imporre nei singoli Stati l'obbligo vaccinale. Benissimo. Lo possono fare gli Stati, però il problema è questo. Anche ammesso, come dice il Consiglio di Stato, c'è stata una sentenza recentissima del Consiglio di Stato, anche ammesso che la fase di sperimentazione sui vaccini mRNA sia avvenuta secondo il CRISMI, anche ammesso questo, ripeto, io non sono un medico, non sono uno scienziato, quindi faccio 5 passi indietro perché ovviamente non ho titolo per parlare, ma anche ammesso, come dice il Consiglio di Stato, che la fase di sperimentazione ci sia comunque stata, noi siamo in presenza di dati che non sono completi. Cioè i primi, lo diceva prima l'onorevole Berlato, li avremo nel dicembre del 2023. Bene, quindi scusi professore, la interrompo un attimo così creiamo il dibattito. Quindi la risposta alla mia domanda, che l'ho fatto prima, allora questo Green Pass è legittimo o no, di fatto lei mi dice che dal punto di vista costituzionale il Green Pass è attaccabile, cioè non è così perfetto come vogliono. Giusto il ragionamento? È così perfetto, esatto. L'altro motivo, che poi mi sono dilungato sulla vaccinazione, l'altro motivo per cui dal mio punto di vista la certificazione verde pone un problema di costituzionalità è che proprio perché non c'è un obbligo espresso vige il principio della libertà di scelta. Perfetto, nel momento in cui tu poni il possesso della certificazione verde, tu mi stai comprimendo in maniera assoluta il diritto di autodeterminazione alle cure che l'ordinamento riconosce. Quindi non è vero che non si deve invocare una libertà, ma quella libertà è riconosciuta dall'ordinamento fino a prova contraria e quindi ho titolo per poterla invocare. Sentiamo Corò. Dovrebbe essere riconosciuta, ma così non è. Quello che a me dispiace è che l'Europa, che potrebbe intervenire, non interviene. E ad ogni buon conto, quel che è ancora più grave è che in Italia non vengono solo vessati quanti rifiutano di vaccinarsi, ed è un loro diritto farlo,
ma pure chi non può vaccinarsi. Noi abbiamo, ad esempio, personale sanitario che si trova a casa non perché ha deciso di non vaccinarsi, ma semplicemente perché non può vaccinarsi e non viene tenuto in alcun conto il certificato di cui sono in possesso. Questo è gravissimo. Siamo arrivati al punto che mettiamo nella condizione di non poter più vivere normalmente a delle persone che fino a ieri erano degli eroi. È possibile che delle persone che fino a ieri erano degli eroi oggi non sanno più come mettere insieme il pranzo con la cena? Ci sono tantissimi sanitari che non riescono a far fronte agli impegni che hanno e nessuno ci pensa, in primis le regioni. Le regioni avrebbero dovuto quantomeno prevedere un ammortizzatore sociale per queste persone, dal momento che lo diamo a tutti, anche agli spacciatori. Invece per il nostro personale sanitario che è stato lasciato a casa, mi riferisco soprattutto a chi non poteva vaccinarsi, no, nessuno ci pensa. È un assurdo, è un assurdo. Noi come CMP abbiamo fatto vari ricorsi e avremo soddisfazione a breve. Non solo, abbiamo pure gli ordini professionali, a cominciare dall'ordine dei medici, che non fa rispettare né il decreto legge 44, né la legge 76, né il nuovo decreto legge. Non fanno valere quelle certificazioni che prevedono la non vaccinabilità dei soggetti che le hanno presentate. Benissimo. Ci passano sopra e tutti stanno in silenzio. Quel che è gravissimo è che abbiamo pure l'assordante silenzio dei parlamentari. Io mi domando, ma è possibile? Ma dove sono? Ce ne sono pochissimi che hanno il coraggio di affrontare seriamente l'argomento e soprattutto di far rispettare la legge. La legge prevede che una persona che non può vaccinarsi possa presentare il certificato del proprio medico curante. Questo non viene accettato. Abbiamo negli hub medici che io spero finiscano sotto un tribunale internazionale. Veramente, io mi auguro che si faccia una nuova Norimberga, perché non meritano nulla. Ecco, senta, Busato, fra l'altro io mi ricordo che il primo a parlare all'epoca si parlava di passaporto vaccinale è stato Zaia, cioè era maggio-giugno dell'anno scorso, si parlava a un certo punto, la Presidente della Commissione Europea, la Van der Leyen, ha parlato di questo passaporto e mi ricordo che è stato il primo in Italia a parlare di questa cosa. Sì, Luca Zaia è un bravissimo ragazzo, però spesso ha le idee confuse. Mi ricordo che si parlava addirittura, fu uno dei primi a parlare della banca del plasma e poi non se ne è più saputo nulla. Probabilmente anche lui deve seguire gli ordini che arrivano dal partito e poi si deve adeguare alle segreterie, alla segreteria di Milano. Però io volevo fare un esempio pratico, perché adesso con gli esempi capiamo meglio. E faccio un esempio, il mio esempio personale. È un paradosso. Tipo, più o meno un mese fa ero indeciso anch'io se farmi il vaccino o non farmi il vaccino. Ho cercato di studiare, capire di notte, informarmi. E sentendo parlare del professor Galli, che diceva che i guariti di Covid hanno una difesa naturale, immunitaria altissima, molto più di un vaccinato, ho pensato magari che non sia uno di quelli che ha preso il Covid in maniera asintomatica. Quindi ho fatto, come tantissime altre persone, l'anticorpale, costa 25 euro, e ho scoperto che era uno di quelli che in maniera asintomatica ha avuto il Covid, con delle difese immunitarie altissime, si chiamano 129, in caso mio 0,9 BAU, che sono ben oltre il risultato di un vaccinato. Ebbene, allora, in Svizzera, tanto è un paese molto democratico, certo, anzi forse il più democratico del mondo insieme alla Svezia e a pochi altri, ha deciso di chiedere al popolo se istituire i Green Pass, sì, hanno votato, il 64% ha detto sì, il 36% di no, ma ha chiesto al popolo di cosa ne pensavano, se era il caso di istituire questa cosa. Bene, in Italia, se tu hai preso il Covid, sei positivo, hai una certificazione che sei guarito e hai le difese immunitarie altissime, vogliono che ti vaccini lo stesso. In Svizzera, che forse la scienza svizzera è diversa dalla scienza italiana, perché qui bisogna capire un po' cos'è la scienza
quali sono gli scienziati e cosa mettono in campo da un punto di vista proprio delle evidenze scientifiche. In Svizzera hanno già dichiarato che i guariti di Covid, presentando l'anticorpale, per 3 mesi avranno il Green Pass rinnovabile di 3 mesi in 3 mesi, valutando ogni 3 mesi eventualmente le difese immunitarie che hai. Adesso spiegatemi perché gli scienziati svizzeri hanno istituito questa roba qua e da noi invece... Quindi se devo sommare, allora quello che ha detto lei Busato, quello che ha detto Corò, i medici, i certificati, addirittura si va alla ricerca dei certificati. Vale per il personale sanitario, sì, ma pure per tutti gli altri. Abbiamo anche le forze dell'ordine, abbiamo gli insegnanti. L'obbligo vaccinale indiretto che diceva prima il professor Trabucco, l'obbligo dal 15 dicembre per tutta una serie di categorie, è una situazione ad limitum. Cioè, io per esempio, ecco, facciamo vedere regia qua, perché io so che il mio regista voleva sgamarmi, però qua io mi sono comprato, mi sono documentato e ahimè bisogna studiare cosa sta facendo qua, perché io 7,50 € Amazon, senza fare pubblicità, mi sono comprato questo e ci sono molte cose che evidentemente qualcuno ha tratto spunto perché non si spiega diversamente. Sentiamo telefono da casa, pronto, chi parla? Salve, buonasera, sono Adriana da Viese. Volevo solo dirle una cosa, sono un OS sospeso. A me francamente hanno fatto degli esami e sono un soggetto a rischio. A me hanno detto, lei è un soggetto a rischio, sì, ma vada in ospedale che la salveranno. A me non sembra che sia una risposta scientifica, primo. Secondo, perché io devo firmare un assenso informato e assumermi io la responsabilità di quello che succede dopo. Terzo, perché mi devo, se sono sana, vaccinarmi lavorando in casa di riposo, che nella mia casa di riposo ho centinaia di malattie ben gravi. Capisci che dovrei fare centinaia di vaccini? Da che mondo è mondo una persona sana che adopera tutti i DPI, non capisco, le ripeto, non capisco dove vogliono Bene, andare. benissimo, grazie mille Adriana. Ecco, onorevole Berlato. Arrivare, guardate ecco, che ci dica, questa roba qua, intanto sono riusciti a mettersi l'uno contro l'altro, perché è in atto, soprattutto in Italia, è nato una specie di guerra civile tra coloro che appartengono alla tifoseria dei Sivax e gli altri Novax. Ripeto, io non mi voglio schierare, ma non perché non ho il coraggio di farlo, la mia vita credo sia un esempio di coraggio di prendere delle decisioni e quindi di esprimere chiaramente come sto facendo adesso, mentre molti colleghi dei vari partiti temono di dire quello che pensano. Io sono sempre stato abituato a farlo e confermo la mia. Io ritengo che ci sia questo tipo di disegno che ci porta a voler mettere i cittadini uno contro l'altro per permettere poi al manovratore di agire indisturbato. Purtroppo con la complicità di tanti mezzi di disinformazione, io li chiamo mezzi di disinformazione perché in un paese civile non è tollerabile che la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione siano solo portati a dare spazio alla narrazione il vaccino è l'unica cosa che ci può salvare, e non viene dato spazio ad esempio a chi invece ha dimostrato concretamente con evidenze scientifiche che ci sono anche altre strade che possono essere utilizzate per tutelare la salute dei cittadini. La cosa è assolutamente incomprensibile. Allora, dove sta il problema? Sta nel fatto che qui intanto prima ci hanno messo uno contro l'altro, ma poi hanno creato la convinzione in coloro che o hanno scelto liberamente e rispettosamente di vaccinarsi o sono stati costretti a farlo, perché voglio ricordare, adesso che si danno i numeri 70, 80, 90% di persone, gran parte di queste persone sono state costrette a accedere al ricatto vaccinale perché altrimenti non possono più essere liberi o vivere o avere l'illusione di essere liberi o semplicemente non possono andare a lavorare, e c'è qualcuno che ha famiglia sulle spalle e non può permettersi il lusso per una propria scelta libera e personale
di far mancare il pane ai propri figli e alla propria famiglia. Quindi sono stati costretti, controvoglia, a farsi inoculare queste sostanze. Però la cosa assurda è che chi ha scelto convintamente di farsi inoculare queste sostanze, credendo alla narrazione secondo la quale queste sostanze non solo ti garantiscono l'immunità, ma l'immortalità, perché adesso gran parte dei cittadini italiani è preoccupata di morire di Covid, ma non è più preoccupata di morire di infarto, di morire di tumore, di malattie cardiovascolari o respiratorie. No, adesso l'unica preoccupazione, o una delle principali, è quella di morire di Covid. E la dimostrazione è che mentre la priorità in questi 2 anni è stata quasi esclusivamente incentrata sul Covid, c'è un calo del 70-80% delle visite nei confronti di persone che magari stanno sviluppando delle patologie tumorali o cardiovascolari e quant'altro, e trascurare per mesi delle visite precoci a queste persone significa compromettere la vita di queste persone. Eppure abbiamo trascurato la stragrande maggioranza delle altre patologie perché l'unica priorità era il Covid. E ora capisco, torno al discorso di prima, capisco che uno abbia scelto o si è fatto convincere che inoculandosi queste sostanze viene immunizzato e se no reso immortale. Ma scusate, ma se queste persone hanno scelto di aderire a questa iniziativa vaccinale e quindi lo hanno fatto perché credono nel vaccino, perché sono terrorizzate dalla paura di essere contagiati da coloro che non si sono vaccinati? Dovrebbe essere l'esatto contrario, dovrebbe essere i non vaccinati a aver paura di essere contagiati. Ma se uno crede nel vaccino e si è fatto vaccinare convinto di essere protetto, e non dovrebbe avere nessuna paura, invece abbiamo l'assurdo che proprio i vaccinati, gran parte di questi, sono terrorizzati all'idea di essere contagiati da chi non è vaccinato e magari si sottopone ogni 2 giorni a tampone. Perché chi si sottopone a tampone ha la quasi certezza di non avere il Covid, ma chi esibisce solamente un certificato verde, il Covid, che lo mette in teoria a riparo dal Covid, ma in realtà non è vero, le evidenze scientifiche hanno dimostrato che uno che si vaccina non è protetto dall'infezione e continua a diffondere il virus tanto quanto uno che non è vaccinato. Questa è la dimostrazione. Siccome l'evidenza scientifica è questa, perché dobbiamo scatenare una guerra di religione, ormai è arrivata così, tra vaccinati e non vaccinati, mettendo gli uni contro gli altri e imponendo alle persone l'esibizione di un certificato. Guardate che quando ci hanno costretto a esibire un certificato per chiedere di essere liberi, quella è la dimostrazione che siamo schiavi, siamo stati schiavizzati. È come se ci avessero sequestro di persona, e adesso ti dicono: se tu vuoi tornare a essere in parte libero, però con la catena al piede, ci devi pagare il riscatto. Cioè ti devi fare o il vaccino oppure ti devi fare il Green Pass. È una cosa assurda, che non ha nulla di razionale. Ma qui cosa c'è di razionale quando siamo arrivati al punto a vedere come l'emergenza delle emergenze si parla solo di Covid e solo di vaccini? Ecco perché dico che il Green Pass all'italiana, oltre ad essere un odioso strumento di ricatto per indurre surrettiziamente le persone a obbligarsi a vaccinarsi, per dire, no, oltre ad essere uno strumento di ricatto, è uno strumento poderoso di distrazione di massa, perché anche il governo italiano, continuando a tenere l'attenzione sul vaccino e sul Green Pass, evita di affrontare i problemi. Ad esempio, cosa si fa nelle scuole per ridurre il rischio della trasmissione dell'infezione, del Covid? Cosa si è fatto per i trasporti pubblici che continuano a essere il modo di ammassare le persone, moltiplicando la possibilità della diffusione del virus? Cosa si è fatto nelle scuole per garantire l'aereazione nelle scuole? Cosa si è fatto per ridurre l'affollamento nelle classi? Zero, assolutamente nulla. I banchi a rotelle. Banchi a rotelle, oppure... Sentiamo una telefonata da caso, no, argomenti molto interessanti questo, onorevole. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, chi parla? Sì, buonasera, parlo Maria da Mestre. Sì, prego. Allora, guardi, io questa sera sono non arrabbiata. Chi mi parla di vaccino, di Green Pass o non so che cosa, potrei non so fare cosa, perché
Mio marito stanotte è stato male. Mia figlia, molto gentilmente, io abito a Mestre, lei è a Treviso, ha portato mio marito in ospedale, ok? Io sono stata a casa perché ho 78 anni, quindi va bene, mi ha detto mamma vado io. Lo portano, l'ha portato, non hanno detto cosa aveva, era solo nervoso perché lui in ospedale non c'è mai stato, mai. Ha fatto i vaccini e dico la verità, l'avevo sconsigliato, aveva fatto tutti i vaccini. Bene, dopo fatto i vaccini ha iniziato a star male. Comunque va bene così. Pomeriggio, mia figlia è stata là tutto il giorno. Pomeriggio mi chiamano dall'ospedale che mio marito vuole vedermi, giusto? Perché io non l'avevo più vista. Certo. Sono stata là al freddo, non so quanto tempo. Se non mi viene una polmonite a me, non il Green Pass e il vaccino, non lo so, perché a 78 anni sta fuori dalla porta, non mi hanno fatto entrare, perché Non io non potevano ho il lasciarla Green fuori. Pass. Ah, ecco. Come? No, non potevano lasciarla fuori, signore. Noi su Sì, questo... mi hanno fatto fuori, perché non Bene. avevo il Green Pass. La prossima volta chiami i carabinieri, non potevano lasciarla fuori, perché lei Scusi, ha mi tutto fa il fare- diritto di assistere un paziente di quell'età. Scusi, posso parlare? Io tra l'altro dovevo portarle tutta la roba, perché lui è partito stamattina in giacca, maglione e cose, quindi dovevo portarle la biancheria, perché non sapevo, me l'hanno detto pomeriggio che doveva ricoverarsi. Va bene? Va bene, va bene. Grazie. Chiami i carabinieri, Grazie signora Maria di questa testimonianza. Ecco, se vuoi risentire il professor Trabucco, professore, da questo punto di vista anche questo, l'accesso, cioè l'assistenza che nella vita familiare, quindi marito-moglie, il marito prelevato, la signora non ha il Green Pass perché ha scelto di non averlo, a quanto pare non può neanche fare assistenza al proprio marito, cioè siamo proprio all'eliminazione, come dire, degli affetti, dei rapporti basici. Professor Trabucco. Ma ho ascoltato la testimonianza della signora, ovviamente sono sconvolto, ma quante testimonianze in questo senso. Io non so se ce ne stiamo rendendo conto, ma la cosa è preoccupante ed è drammatica. Noi siamo passati, senza modificare la Costituzione formale, cioè il testo scritto, da una Costituzione della normalità a una nuova Costituzione. Siamo davanti alla Costituzione dell'emergenza. L'emergenza è divenuta normalità consolidata, per riprendere un'espressione cara al filosofo contemporaneo Agamben. Quello che è drammatico in tutto questo non è il Covid, che purtroppo c'è e i morti ci sono, nessuno nega il Covid, sarebbe da folli arrivare a fare una... Purtroppo non sentiamo più il professore, vediamo la telefonata da casa, pronto? Dato via il collegamento, pronto? Anche è cascata la linea, sentiamo... di Omicron. Come? Parliamo di Omicron. Posso però non per dopo vi do il mio spazio per dire, allora, rendiamoci conto che la narrazione, io adesso riprenderei la parola l'ottimo professor Trabucco, perché lo ascolto sempre con grande attenzione e grande rispetto, perché è un luminare e quindi vale la pena di ascoltarlo con grande attenzione. Ma ho ascoltato diversi altri esperti, sia dal punto di vista costituzionale, ma anche a livello mondiale. Io ammetto umilmente, non sono un medico, però ho l'umiltà di andare a consultarmi con i massimi esperti a livello mondiale, cioè persone, premi Nobel, persone che a livello mondiale hanno una grandissima esperienza in virologia, che sono stati derisi, accantonati, e sui nostri mezzi di disinformazione, voi ne siete una lodevole eccezione, su molti mezzi di disinformazione campeggiano e continuano a presenziare dei soggetti che sono ortopedici, che hanno altri tipi di... ma vengono spacciati per esperti virologi. Ma la cosa strana è che gran parte di questi risultano aver ricevuto
e continuare a ricevere finanziamenti e sponsorizzazioni dalle principali industrie farmaceutiche a livello internazionale. Allora, come può una persona, medico o non medico, andare in TV o pontificare sui giornali e dare una posizione attendibile essendo in busta paga di chi produce queste sostanze sperimentali? La cosa, qualcuno dovrebbe chiedersi, no? E ora magari l'ultimo col camice bianco di turno, e io ho grande rispetto per tutto il personale medico, ma qualcuno che passa la maggior parte del suo tempo in TV e a farsi intervistare anziché a curare i suoi pazienti, per dire, e che va a pontificare e si permette il lusso di dire che Jean-Luc Montagnier, Didier Raoult, Ken Baden-Bosch e tanti altri luminari a livello mondiale sono dei rincoglioniti quando ci dicono tutti la stessa identica cosa e sono i massimi esperti a livello mondiale, quindi dobbiamo avere l'umiltà di stare a ascoltare chi ne capisce più di noi, e io mi consulto con queste persone. E ora dico, se la cosa assurda è che ormai è sotto gli occhi di tutti che il Green Pass all'italiana non è uno strumento sanitario, è uno strumento politico, uno strumento economico, che non ha nulla a che vedere con la sanità, la sicurezza della salute delle persone. E la cosa ancora assurda che deve essere chiarita è che per effetto del fallimento conclamato di questo strumento politico che non ha portato alcun tipo di beneficio, voglio ricordare chi ci dice che il vaccino, che io rispetto, che però non può essere l'unico strumento, il vaccino è quello che ci garantisce di guarire o di non morire, in nazioni come Gibilterra, Israele, Gran Bretagna, Stati Uniti, abbiamo la dimostrazione. Ad esempio Gibilterra è stato vaccinato il 110% della popolazione, cioè oltre al 100% degli abitanti, anche coloro che vanno a lavorare da altri stessi, i frontalieri, sono stati tutti vaccinati. Bene, a Gibilterra c'è un'impennata paurosa dei contagi. Per dire, stessa cosa in Israele, ma con la seconda e la terza dose, dimostrazione che non può essere considerato il vaccino o presunto tale come unico strumento per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Servono altre e il fallimento del governo italiano sulla questione del Green Pass viene scaricato su coloro che non si sono vaccinati. Cioè, se abbiamo la dimostrazione che non è vero che chi è vaccinato è immunizzato o reso immortale, bene, la colpa di questo fallimento viene data a coloro, al 10% che ha scelto di non vaccinarsi. Ma non vi sembra la cosa paradossale? Che non può? Non vi sembra paradossale che coloro che hanno scelto di non vaccinarsi, che però si sottopongono a tampone ogni 48 ore, e invece uno che si è vaccinato, e quando ci hanno raccontato che con il vaccino si avevano 12 mesi di Green Pass, poi invece adesso 9, ma le evidenze scientifiche ci dicono che la copertura del vaccino, nella mia ipotesi, è di 3 mesi. Sì, esatto. Quindi tu lasci girare in ambienti affollati, senza mascherina, senza lavarsi le mani, senza distanziamento sociale, lasci girare delle persone che sono dei potenziali untori, che loro sono convinti di essere immunizzati, ma che così non è. Allora dovrebbe essere più affidabili coloro che si fanno un tampone ogni 40 ore, piuttosto che uno che si è fatto il vaccino un anno fa. Volevo riallacciarmi alla signora di prima. Ecco, dobbiamo pensare che questa signora, a meno di farsi il tampone, da lunedì non potrà più andare a trovare il marito all'ospedale, ma ci rendiamo conto? E noi non sappiamo quali sono le potenzialità economiche di questa signora. Noi abbiamo moltissimi pensionati o famiglie monoreddito che non sono in grado di affrontare la spesa dei tamponi, anche perché è gonfiata. Tamponi che costano veramente pochi centesimi, ce li ritroviamo dai 15 euro in su. 15 euro. È una manovra fatta apposta per costringere a vaccinare. È una manovra per imporre, ma non va bene. Ma l'hanno Ci detto. dobbiamo opporre. Io faccio un appello a tutti gli italiani. Mobilitiamoci. Perché ora abbiamo la terza... No, l'appello non è solo a quelli che non si vogliono vaccinare,
ma pure a chi ha già fatto la seconda dose. Mobilitiamoci, perché oggi ci arriva la terza, domani la quarta, dopodomani la quinta e così via. Ma guardate che... E ora è tempo di scendere in strada e far capire al governo che noi non ci stiamo più a questo. Benissimo, benissimo. Noi per esempio invitiamo i veneti a venire sabato pomeriggio alle ore 17 in campo San Geremia, sotto la RAI, sotto quell'ente che dovrebbe informare e non lo fa. Ore 17, campo San Geremia, Venezia. Nel rispetto delle leggi, ovviamente, Busato, però le faccio una domanda più un po' provocatoria. Ma alla fine che servono queste lotte dei Green Pass? Cioè, tanto che cosa del no Green Pass, no Vax, eccetera. Cioè, alla fine è stato lì un po' di polizia, li hanno marginali piano piano, li stanno portando fuori, prima in centro, poi in mezza periferia, adesso fuori nei campi. Che serve? Ma serve a terrorizzare le persone. Hanno ormai terrorizzato così tanto le persone che invece di fare un'informazione seria, sana, tanto apro una parentesi sull'informazione, abbiamo sentito tutti cosa ha detto Monti l'altro giorno in TV, no? 2 giorni fa ha detto che l'informazione in tempo di guerra, e questa lui la considera un tempo di guerra, andrebbe compressa. Fatalità, in giro di 2 giorni hanno soppresso 3 programmi televisivi, quello di Maria Giordano, quello di Del Debbio, e addirittura adesso sono partite delle interrogazioni parlamentari su Report, che sono tutte trasmissioni dove si pone dei dubbi. Nessuno qua parla di no-vax, sì-vax, pro-vax. Noi come partito di Veneti, ad esempio, siamo per la libertà vaccinale, però è stata fatta un'informazione corretta alle persone. Guarda, faccio un esempio. Andare a fare questo Green Pass rafforzato, ad esempio, per il discorso addirittura degli autobus. I ragazzi che vanno a scuola, che hanno 14, 15 anni, 16 anni, come fanno ad andare a scuola? No, se quei pochi giorni... Rischio 1.000 euro di multa. Ma come fanno? Cioè, ma è un po' una carognata questa qua, no? Cioè andare a... No, mi sembra l'unica, fra l'altro, cioè una somma di situazioni. Ma è il periodo del Natale in cui i ragazzi magari vanno a mangiare la pizza, non possono neanche mangiare una pizza con i compagni di classe. Ma è illegittimo, non lo possono fare. Sentiamo una telefonata da casa. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Luigi da Padova. Sì, prego. Io porto una mia esperienza, io sono vaccinato e avrei dovuto fare la terza dose, avrei dovuto farla qui a fine dicembre, e però nel mese di ottobre, alla fine del mese di ottobre, ho preso il Covid-19. La mia giornata tipo era quella di uscire al mattino alle 8, andavo a prendermi un cappuccino, guardavo le parole grosse dei giornali, andavo a prendere il pane, rientravo a casa e poi il giorno dopo lo stesso Manfrina. E quindi mi sono infettato in quell'ora che sono uscito. E per tutto il 2020 ho sempre fatto lo stesso discorso, non mi è successo niente. Io non volevo neanche vaccinarmi, però siccome ho una moglie che ha una malattia rara, e per rispetto di mia moglie, visto che siamo assieme da 50 anni, ho detto faccio il vaccino. Guardi, le posso dire che quello che si prova, perché non tutti provano le stesse cose, io l'ho provata forse nel peggiore dei casi. Io ho avuto dei dolori pazzeschi, non riuscivo nemmeno a fare la doccia. Ok? Avevo la febbre, mi è capitato di venerdì sera, di guardia medica, tachipirina e compagnia bella, che non succedeva niente, ho dovuto aspettare il martedì perché il 1° di novembre era festa, e ho dovuto aspettare il martedì perché la mia dottoressa mi prescrivesse l'antibiotico. La fortuna ha voluto che, la fortuna o il vaccino ha fatto sì che la febbre è scesa. Se la febbre fosse rimasta, io a quest'ora ero in ospedale e probabilmente mi avrebbero intubato. Se fosse capitato nel 2020, molto probabilmente venivo fuori dall'ospedale con i piedi davanti. Ecco, questo è quello Va bene, grazie Luigi di questa testimonianza. Professor Trabucco, quindi questo pressing continuo, come diceva anche Corò, Busato, quindi di
queste obbligatorietà ai ragazzi. Ricordiamo che il 6 dicembre è previsto un aumento del traffico importante, perché quante persone non si possono vaccinare, non possono fare tamponi, i ragazzi che hanno come unico mezzo di spostamento l'autobus, perché ovviamente non avendo la patente non possono fare diversamente. Ecco, quindi ci sente, professore? Sì, vi sento, vi sento. Ecco, quindi secondo lei ecco, questo continuo pressing, sembra come se ci fosse, ha presente il tamburo della triremi romana, cioè che ci sia uno che batte il ritmo e dico adesso faccio questo, adesso faccio questo, adesso ti faccio questo, adesso ti faccio questo, ma poi alla fine qual è lo scopo? Farci vivere come degli oppressi, che senso ha secondo lei questa cosa? Cosa gliene frega, le dico proprio in maniera molto esplicita, al governante se io mi ammalo di Covid o no? Saranno pure fatti miei se alla fine scelgo di ammalarmi, non lo so, una cosa, perché io penso una cosa, poi non so come la pensa lei, come la pensa Berlato e anche gli altri ospiti. Questa voglia dello Stato di volerci così bene, a non farci ammalare di Covid, perché non si dimostra anche in tutte le altre situazioni in cui c'è bisogno di ridurre la spesa pubblica, di ridurre la pressione fiscale, di ridurre l'elemento delle tasse, di sburocratizzare l'Italia? Ecco, in quei casi là invece lo Stato se ne frega, quindi c'è questo accanimento nel volerci bene, no? Non vi dovete assolutamente ammalare di Covid, però tutto il resto invece ci abbandona a noi stessi, facendoci vivere in un certo senso molto molto male. Professor Trabucco. No, riprendo la sua considerazione che condivido, che lo Stato, che un ordinamento statale sia chiamato a tutelare la salute pubblica e che la salute pubblica costituisca un interesse della collettività da proteggere, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Il problema è che noi stiamo assistendo a una esaltazione parossistica della salute come interesse della collettività, che porta a delle scelte effettivamente non proporzionate, delle scelte non ragionevoli. È stato detto prima, non voglio ripetermi, il Green Pass, la certificazione verde Covid-19, non garantisce quello che promette, cioè non garantisce un ambiente immune dall'infezione. Il tamponato, il vaccinato, anche ammesso soprattutto la persona vaccinata, che possa non contrarre la malattia in forma grave, possa evitare l'ospedalizzazione, ammesso questo, ma può contagiare. Quindi se il fine del Green Pass è prevenire l'infezione, l'istituto giuridico non è funzionale a raggiungere questo risultato. Quindi il bilanciamento tra la salute come interesse collettivo e gli altri interessi costituzionalmente tutelati, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, il diritto dovere al lavoro, sono compressi in maniera assolutamente irragionevole. E questo è un punto fondamentale. Il Green Pass promette quello che non può mantenere. Io credo che qui ci sia qualcosa di molto più profondo al di là della questione giuridica e della questione sanitaria. Qui sta cambiando, non so se volenti o nolenti, io non sono un complottista, quindi mi limito semplicemente a osservare e a dare un giudizio sulla realtà di tutti i giorni. Sta cambiando il paradigma umano. Qui siamo davanti a una rivoluzione prima carsica e oggi evidente e palese di tipo antropologico. Cioè siamo passati dalle libertà dallo Stato, il costituzionalismo nasce per tutelare le libertà dallo Stato, no? Le libertà del singolo dallo Stato, alle libertà nello Stato. Cioè io sono libero nella misura in cui il potere rende effettiva e conforma quella libertà. Il divieto è diventato la regola, è fatto obbligo, la libertà è diventata l'eccezione. Il linguaggio del potere e il linguaggio di una certa comunicazione, basta leggere i giornali mainstream tutti i giorni, certifica proprio questa evidenza, cioè il cambio di paradigma. Il virus, la parola virus deriva dal latino, vuol dire veleno, ha infettato le categorie economiche. Lei prima giustamente parlava, non è stato fatto nulla sulla riduzione fiscale, non è stato fatto nulla per ridurre il debito pubblico, perché noi abbiamo un debito pubblico che è quasi al 160% rispetto al PIL, e quei prestiti, quelle sovvenzioni che avevo ricevuto dal piano di ripartenza e resilienza dovranno, sia pure nel 2058, parlo dei prestiti,
sia pure a un tasso di interesse basso, ma dovranno essere restituiti, e anche le sovvenzioni non sono gratis, dovranno essere ripianate con una maggiore contribuzione da parte degli Stati membri, tra cui l'Italia, a favore del bilancio comunitario. È questa la situazione che vogliamo avere davanti? È questo il futuro che ci aspettiamo? È questo allora il destino che spetta a questo Paese, cioè di trasformare una Costituzione che garantiva le libertà dallo Stato a una Costituzione dell'emergenza che si sta consolidando sempre di più, dove la libertà è libertà nello Stato, cioè sono libero e adempio anche i miei doveri, perché anche il lavoro non è solo un diritto, è anche un dovere, nella misura in cui lo Stato mi dice come farlo e con che modalità farlo. È questo quello che vogliamo? Io credo che se vogliamo questo, amici, l'oppressore, l'oppresso che non si ribella all'oppressore è complice. Bene, ecco, quindi le chiedo... 6 miliardi alla sanità. Ecco, 6 miliardi tra alla l'altro, sanità. onorevole Bernato, mi chiedo, ma il governo, i governanti, lo Stato non deve creare benessere per i cittadini, cioè farlo star bene, non dico essere libero dalle leggi, comunque nel rispetto delle leggi, a crescere il benessere, cioè il benessere economico, sociale, culturale. Invece qua mi sembra che c'è una regressione economica, culturale e sociale. Ma guardate, io ribadisco, ci hanno talmente terrorizzato questa questione del Covid, talmente terrorizzato, che ci hanno convinti tutti, proprio per paura di morire, ci hanno convinti dell'opportunità di smettere di vivere. Perché così, no? Quindi, ho detto prima, ci hanno come un sequestro di persona. Se tu vuoi, con la catena alla caviglia, avere un po' di libertà, devi pagare, devi rinunciare a qualcosa di tuo, iniziando dalle tue libertà individuali. Voglio ricordare che soprattutto tra i giovani c'è stata la fila per andarsi a vaccinare, non perché ritenessero di essere protetti dal virus o quant'altro, ma perché è stato loro data l'illusione che vaccinandosi potevano tornare a essere liberi e tornare a vivere serenamente. Perché non volevano rinunciare a qualcosa. No? Voglio ricordare che i nostri nonni, per garantire la nostra libertà, hanno rinunciato al bene più prezioso, cioè alla loro vita, per garantire la nostra libertà. E ci sono molti di noi che hanno rinunciato alla propria libertà per uno spritz, per una pizza oppure per una salata in ristorante. Questa è la cosa abominevole. Allora, poi, perché succedono queste cose? Ci sono interessi di natura economica che sono grandiosi. Pensate, ogni dose di vaccino mettiamo mediamente 20 euro per miliardi di dosi. Avete visto, no? L'esplosione dei fatturati delle multinazionali farmaceutiche negli ultimi 2 anni. No? Era per dire, allora, dove sta la questione? Vedete, il grande affare economico, il business delle industrie farmaceutiche non consiste nel limitarsi a curare le persone malate, che per la loro sete di fatturato sono sempre troppo poche. Il vero business consiste nel trattare tutte le persone sane come se fossero periodicamente, costantemente, cronicamente malate, magari facendole ammalare, perché noi sottovalutiamo le reazioni avverse immediate con l'aumento esponenziale delle miocarditi, soprattutto tra i giovani, morti per infarto, emorragie cerebrali, danni irreversibili. Questo solamente nell'immediato, ma non ci hanno ancora detto, perché ci scrivono coloro che producono queste sostanze, che siamo in una fase sperimentale e ci diranno a fine del 2023 quali sono i primi esiti di questa fase sperimentale. Ma ci scrivono che non sanno qual è la conseguenza sulle donne incinte, sui bambini, la conseguenza per quanto riguarda l'insorgenza di una serie di altre patologie. Perché parlavamo prima del Green Pass a chi è vaccinato o no, ma quelli che sono guariti, malati e guariti, non possono avere il Green Pass? Sono costretti ad andare a vaccinarsi quando l'evidenza scientifica dice che una persona che ha contratto il virus e ha sviluppato naturalmente i suoi anticorpi, iniettare uno stimolo alla produzione di questa proteina spike mette gravemente in pericolo la persona per una sovrapproduzione di anticorpi che possono scatenare altri tipi di patologie latenti. Questo ce lo dicono i più grandi
scienziati a livello Ma anche i internazionale. consigli Allora, perdonatemi, allora, quindi il grande affare per le multinazionali è quello di creare le condizioni per trattare tutti da malati. Allora ci hanno detto, bastava vaccinarsi, prima il vaccino era il toccasana, tutti a posto, no? Poi ci hanno detto che serviva la seconda dose. Con la seconda dose eravamo tutti a posto. Tra 10 anni. Adesso la terza, poi la quarta. Vedete che stanno creando le condizioni per abituarci al fatto che se non vogliamo morire, ogni anno bisogna fare 2 o 3 richiami. Ogni anno 2 o 3 richiami. Perché accorciano anche il Green Pass. Capite? Allora, inizialmente molti di noi pensavano che il Green Pass fosse solo lo strumento ricattatorio per obbligarci a vaccinarci, quindi a fare in modo dicono lo facciamo per la vostra salute, È come la storiella di quello che mette un uccellino libero in gabbia. Per farlo mettere in gabbia, cosa si spiega all'uccellino? Guarda che non ti metto in gabbia per privarti della tua libertà, ti metto in gabbia per proteggersi dal falco che altrimenti ti mangia. E ora, quando hai convinto l'uccellino a rinunciare alla sua libertà, perché bontà sua di quello che ti mette in gabbia e ti mette lì per proteggerti, quando tu apri la porticina di quella gabbia e l'uccellino non vede attraverso la porticina aperta il pertugio che gli permette di riguadagnare la libertà, ma vede il pericolo che attraverso la porticina entri il falco a mangiarlo, quindi chiede che quella porticina venga chiusa. E ora, terrorizzati in questo modo, questo è quello. Allora pensavamo, è solo un modo surrettizio per obbligare la gente a vaccinarsi e quindi a fare il gioco degli altri. Il problema è molto più serio di questo. Perché il vero obiettivo non è quello di utilizzare il Green Pass per obbligarci a vaccinarci e a fare gli affari delle multinazionali farmaceutiche. Il vero obiettivo è quello di abituarci a essere schedati. Cioè, allora, è l'emergenza sanitaria che ci sta abituando all'idea che noi per essere in parte liberi dobbiamo esibire un certificato e subire una schedatura, che adesso viene giustificata con l'emergenza sanitaria, ma che poi verrà giustificata da un'emergenza ambientale o da un'emergenza economica o da un'emergenza politica. Allora, quando ti hanno abituato l'idea, e guardate che in Cina questo già c'è, perché guardate, abbiamo la sensazione che l'Italia sia stato scelto come uno dei paesi presso i quali andare a sperimentare fino a che punto ci si può spingere nel calpestare le parti sensibili del corpo, ammesso che qualcuno le abbia. Allora, siccome la Cina, adesso arrivo proprio qualche secondo, perdonate, finisco il ragionamento. Allora, siccome già in Cina ognuno viene schedato, e poi è facile verificare, perché adesso attraverso un certificato verde, ma poi più comunemente con un piccolo microchip che si mette sotto pelle e che qualcuno dice che sia già stato inserito sotto pelle, no? Era per dire che un piccolo microchip che è rilevabile anche da qualsiasi drone e che ti riporta tutti i tuoi dati, non solo se sei vaccinato o non sei vaccinato, ma anche se hai pagato le tasse o non le hai pagate, se sei di caratteri irascibili oppure no, se sei una sociale oppure no, se sei un contestatore dell'ordine costituito oppure no, e quindi ti viene dato un punteggio e a seconda di come ti comporti ti viene decurtato quel punteggio e se non hai un punteggio non puoi usufruire di alcune libertà individuali. In Cina funziona così. Ecco l'obiettivo, guardate, quando ci hanno abituato come l'uccellino in gabbia, ci hanno abituato all'idea che lo fanno per noi e che quindi per poter vivere parzialmente liberi dobbiamo esibire un certificato, quando ci hanno abituato a quest'idea potranno fare di noi quello che vogliono, magari a distanza. Credo che abbiamo visto tutti presentare quel progetto che permette da remoto di incidere direttamente sulle nostre cellule, condizionando la nostra salute, il nostro umore, e per dire questo da remoto, questa non è fantascienza, guardate che siamo in una fase in cui la realtà supera la fantascienza. Però, caro Sergio, la Slovenia ce l'ha insegnato, il Green Pass può essere annullato, può essere revocato. Dobbiamo chiudere, saluto l'onorevole Sergio Bernato, MEP, gruppo dei conservatori riformisti europei, Marco Busato, vicepresidente Partito dei Veneti.
Luigi Corò, presidente Buonasera. di CMP Difesa del Cittadino, il professor Daniele Trabucco, costituzionalista via Skype, che saluto, e con la promessa ovviamente, professore, di vederla qui magari in trasmissione da noi. Bene, grazie, e insieme Idee e Persone c'è sempre. Io comunque continuo a documentarmi, perché bisogna sapere come la pensano le persone, evidentemente in maniera, come noi pensiamo, diversa da noi, poi magari la diversità è molto più vicina di quello che sembra. Alla prossima. Abbiamo organizzato i grandi imbrogli. Alla prossima, grazie allora. Arrivederci, grazie. Facciamo la foto, se bene, così magari. Bene, potete alzarvi, togliete il microfono. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. I pilastri del nostro corpo sono i piedi. Da Invictus ce ne prendiamo cura. Invictus è il primo e unico centro specializzato del piede. I nostri medici e i nostri professionisti vi accompagneranno passo passo in un percorso di miglioramento della salute e dell'equilibrio posturale e realizzeranno per voi plantari personalizzati per ogni patologia. Una tecnologia avanzata non invasiva permetterà di creare percorsi per il miglioramento del cammino, della postura e del benessere generale dei nostri clienti. Problema ai piedi? Vieni da Invictus. Sapremo darti la giusta soluzione. Invictus. Un passo avanti. Benvenuti all'appuntamento con Handicare, l'azienda leader nel settore degli ausili per anziani e per chi ha problemi di mobilità, che oggi vi presenta la soluzione ideale per superare quello che per molti è un ostacolo insormontabile: salire e scendere le scale. Le nostre poltroncine, eleganti, sicure, grazie alla loro caratteristica di alta qualità, rappresentano la miglior soluzione personalizzata per la vostra casa. Una vasta gamma di servoscala a poltroncina tecnologicamente avanzate, in grado di rendere accessibili zone della casa che pensavate fossero diventate un problema. Da più di 130 anni Handicare vi solleva da ogni difficoltà, perché ha una soluzione per tutte le esigenze e per tutte le scale. Quanti di voi non salgono più al primo piano di casa perché non possono più fare le scale? Quanti di voi non salgono le scale da soli perché hanno paura di cadere, di farsi male? Ed è per questo che io vi faccio un'altra domanda: perché rinunciare a vivere bene in casa propria per colpa di una scala? Oggi invece, grazie alla tecnologia e alla ricerca, è possibile superare tutto questo installando un montascale a poltroncina Handicare in casa vostra. Un montascale che si può montare su scale dritte, scale curve, a chiocciola, addirittura sulle scale di un condominio. Pensate che arrivano fino a 35 metri di lunghezza, e anche sulle scale più strette è possibile installare il montascale, avendo comunque lo spazio necessario per poter camminare lungo le scale. Ma pensate